Serie B-Win, tutti i colori della passione. Allo stadio Bentegodi scendono in campo Verona e Livorno per la 39esima e quartultima giornata in Serie B-Win. L'Hellas di Mandorlini, terzi in classifica, vuole proseguire nel sogno promozione. La vittoria di martedì sera a Reggio Calabria ha fatto in fretta dimenticare il mezzo passo falso interno con l'Empoli, che aveva interrotto una lunghissima striscia di 12 successi casalinghi consecutivi. Ben più complicata la situazione del Livorno di Armando Madonna, a rischio play-out dopo le ultime 4 sconfitte di fila. Si parte agli ordini dell'arbitro calvarese di Teramo, turnover nel Verona con Bjelanovic e Berrettoni in avanti, supportati da Juanito Gomez. Mandorlini ha l'esigenza di far rifiatare qualche suo uomo importante. Il primo pallone in avanti del match è però del Livorno, con questo sinistro di Dionisi dai 30 metri. Rafael riesce a sbrogliare senza grandi problemi, è già in tensione anche Armando Madonna, in avanti il Verona, il cross di Gomez, non ci arriva Bjelanovic, Alfredson in mezzo, anticipato Berrettoni, attenzione Lucci in calcio d'angolo sulla correre di nuovo di Sasa Bjelanovic, grande mischia davanti al portiere del Livorno Bardi, risolta da Lucci. 16esimo, Pugliese, Alfredson, Pugliese, il cross, la deviazione di Salviato con un braccio e volontaria, secondo il signor Calvarese, che concede calcio di rigore per il Verona e ammonisce Paulinho per proteste. Questa la deviazione di Salviato dal dischetto, va Berrettoni, si oppone Bardi, attenzione, la palla è ancora viva, Alfredson ci prova di sinistro, palla fuori, si salva il Livorno, grande il riflesso di Bardi, ma non un granché la conclusione dal dischetto di Emanuele Berrettoni. Il Verona spreca un'occasione sontuosa per andare in vantaggio, spinge ancora la squadra di Mandorlini e Juanito Gomez, sinistro a giro, palla lontana dalla porta di Bardi, che poi richiama i suoi compagni ad una maggiore attenzione difensiva. Un cambio per Madonna già nel primo tempo, fuori piccolo, dentro Remedi, centrocampista con la maglia numero 91, in avanti il Livorno, il cross dalla destra, attenzione allo stacco di Paulinho che va in cielo, colpisce il pallone il brasiliano ex Sorrento, ma la sfera non trova la porta, difesa da Rafael. Il Livorno fa di tanto in tanto capolino dalle parti del portiere brasiliano del Verona, rendendosi spesso pericoloso. Secondo tempo si inizia con il Verona che ci prova con Taxidis, sinistro bloccato a terra da un sicuro Bardi. La risposta dei Labronici, Salviato di testa, Paulinho, ancora uno stacco molto bello del brasiliano, ancora però la palla finisce alta. Il Verona non può distrarsi, cambia Mandorlini, dentro le PIE al posto di Berrettoni, entrerà anche Pickelman al posto di Bjelanovic. Le PIE si presenta immediatamente con questo destro a giro che forse sorprende un po' Bardi, che si salva in calcio d'angolo. Ancora le PIE, punizione, palla alta sopra la traversa, prova a scaldare il piede il francese, che al 79esimo trova la mira giusta, sorprende Bardi. Verona in vantaggio con una gran punizione di Mattias Lepie al suo quarto gol in questa Serie B-Win, il terzo partendo dalla panchina, uomo di rottura per mister Mandorlini. L'esultanza di Lepie, esplode il Bentegodi, il Livorno prova a reagire, Siligard, sinistro out dalla parte opposta, il ne è entrato da Alessandro, vede Pickelman solo davanti a Bardi che in presa bassa sbroglia la minaccia. Ovviamente il Livorno deve concedere qualcosa agli avversari in pieno recupero. L'ultimo tentativo della Bronici è con Schiattarella, la parata bassa di Rafael, finisce il match, il Verona batte il Livorno 1-0 in classifica, aspettando Torino-Padova di lunedì e recupero di settimana prossima, Pescara 74, Torino-Sassuolo e Verona 73, quinta sconfitta di fila per il Livorno.